Alla conferenza stampa di fine anno lei ha detto che senza politiche per la famiglia, per la natalità, non c'è futuro. Sì, sono convinto di questo. Noi possiamo fare politiche sulle imprese come stiamo facendo, sull'agricoltura come stiamo facendo, sul sociale come stiamo facendo, sulla sanità come stiamo facendo, sulla sicurezza come stiamo facendo. Però la verità è che se noi continuiamo a vedere questo calo demografico che di fatto annienta in prospettiva le nostre comunità, non esiste futuro per il Friuli Venezia Giulia, e per questo abbiamo messo più di 44 milioni di euro a disposizione per supportare chi fa la scelta di investire sul futuro, di scommettere sulla propria famiglia, di scommettere sui figli. Tra i vari temi ha indicato risultati senza precedenti per quanto riguarda l'autonomia e la salute. Sì, per quanto riguarda l'autonomia, io penso che il patto che ho siglato insieme all'ex ministro Tria non soltanto abbia garantito 843 milioni di euro in più per il Friuli Venezia Giulia, a dispetto di chi si riempie la bocca di autonomia e dopo di autonomia ha portato poco a casa, ma ha garantito per esempio la competenza per quanto riguarda i tributi locali sugli immobili. Ci provavano da 20 anni, noi l'abbiamo fatto in un anno e mezzo di governo. Abbiamo sbloccato l'avanzo di bilancio per i comuni, quindi per capirci, comuni virtuosi che avevano messo nella propria cassa delle risorse non potevano spenderle per i propri cittadini, noi gliele abbiamo sbloccate, abbiamo garantito quasi 20 milioni di euro di extragettito IMU per i comuni, insomma, e stiamo lavorando per l'autonomia scolastica. Penso dei passi importanti che continuiamo a portare avanti, ma vogliamo rivendicare. Per quanto riguarda la salute, lei ha indicato un raddoppio degli investimenti. Sì, abbiamo raddoppiato gli investimenti sulla salute, quindi anche questo, c'è qualcuno che aumenta del 10, del 20, del 30%, noi abbiamo aumentato del 100% gli investimenti sulla salute. Questo vuol dire strutture più all'avanguardia ed anche materiale e macchinari a disposizione per poter fare nel miglior modo possibile prevenzione, quindi garantire la salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.